Wine Web dipendenti, ciao a tutti, bentrovati, ben ritrovati dal sottoscritto, da Riccardo, dallo staff dei Giorni del Vino, staff che è sempre nascosto ma vi assicuro che dietro le quinte lavora comunque sempre alacremente. Oggi ci spostiamo a Trento, ci spostiamo presso una famiglia che ha determinato la storia della produzione spumantistica inizialmente trentina ma poi addirittura nazionale. Stiamo parlando della famiglia Lunelli, anche se dobbiamo fare un passo indietro a livello storico e catapultarci direttamente nel 1902. Era l'anno in cui un tale Giulio Ferrari, e questo nome già dovrebbe dirvi qualcosa, reduce dalle scuole, dagli studi, vi chiedo scusa, alla Imperial Regia Scuola dell'Istituto Agrario di San Michele, alla Scuola di Viticoltura di Montpellier e addirittura dopo una profonda, pregnante esperienza lavorativa spumantistica ad Épernay, ritornava nelle sue zone e cominciava a produrre il metodo classico assolutamente italiano. Questo ha continuato fino al 1952, anno in cui Bruno Lunelli, e anche questo nome dovrebbe dirvi in questo senso qualcosa, ha diciamo così acquisito l'azienda, sempre coadiuvato dal buon Giulio Ferrari fino a che le sue forze l'hanno sostenuto, ed ha cominciato questo percorso di crescita produttiva e crescita anche qualitativa. Ad oggi l'azienda è diventata un gruppo a tutti gli effetti, è detenuta dai figli e dai nipoti del buon Bruno Lunelli, devo dire che ha acquisito marchi anche molto importanti, uno ahimè scozza con il vino ma in realtà a dire il vero ci sta anche molto bene, che è l'Acqua Surgiva. Abbiamo poi l'azienda agricola che porta il nome omonimo della famiglia Lunelli, ci sono due splendide realtà, una nel Sagrantino, una nelle colline pisane, c'è la storica distilleria Signana, quindi vedete è diventato un gruppo assolutamente composito e di assoluta caratura. Io direi che c'è un signorino datato ma molto molto buono oggi che ci aspetta, ed è la riserva del fondatore. Che ne dite? Ci si può fare una cosina molto molto blanda, molto molto soft, un approccio immediato, un approccio comunque pensato, sentirei di dire, proprio perché il vino lo impone, ma vi garantisco che sarà una grandissima esperienza. Andiamocela ad assaggiare. Un vino che ha 10 anni di permanenza sui lieviti, quindi immaginate la storia, immaginate anche, c'è da dire una cosa, non solo l'amore con cui è stato curato, ma anche l'investimento economico in termini economici dell'azienda, non dimentichiamolo. Un vino che proviene da un maso, il Maso Panizza, situato a circa 500 metri d'altezza, un vino che racchiude in sé di tutto e di più, c'è freschezza, c'è ampiezza, c'è complessità, c'è struttura, c'è permanenza, c'è lunghezza, c'è veramente di tutto. Proviamo a sentire cosa ha da dirci. Il naso è bellissimo, il naso è armonico, ci sono lieviti che dicono la loro, la fanno da padrone, senza però essere prevaricanti. C'è un rimando alla cioccolata che è meraviglioso, della frutta secca tostata, c'è anche una nota agrumata ben definita, il che fa capire che nonostante l'età questo è comunque ed assolutamente un vino ancora fresco. La bocca è bella, niente da dire, bilanciata, equilibrata, elegante, una spuma fine, non aggressiva, complessa e composita. Un vino che giustamente merita la dedica al suo fondatore, quindi un vino di storia, un vino di persone, un vino fatto anche di episodi e di una tradizione atavica, devo dire vincente in questo caso, alle spalle. Wine of the Day, riserva del fondatore 1999 Giulio Ferrari. Fratelli Lunelli. Alla prossima.